È uno snodo da una parte per rimanere al passo della capolista, dall'altro per rimanere imbattuti e continuare così, amici di Sportissili. Ciao da Salvo Geraci, siamo live dal comunale di Bagheria e Bagheria Cus Palermo, ottava giornata del girone A di promozione siciliana. In cima alla classifica c'è il Regina Mundi, secondo a un punto di distanza c'è il Bagheria che questo primo posto vuole riprenderselo. Non sarà facile perché il Cus è appena dietro in terza posizione a 15 e in più è pure imbattuto. Le due formazioni con entrambe le squadre che si schierano con il 4-3-3, da una parte il Bagheria di Angelo Tomasello in tenuta nerazzurra, Cagnina in porta che torna dopo la presenza di Margaresi ad Alcamo settimana scorsa, in difesa Cinà, Costa, Perricone e Bartoloni, da destra verso sinistra a centrocampo Rama, Andrada e Caracappa. In attacco Gio, Fiorentino e Lucera, con la posizione di Fiorentino che sarà un po' di qua e di là, dato che non si tratta di una prima punta di ruolo. Risponde il Cus Palermo in tenuta arancio fluo con Mortillaro in porta, in difesa Vinci, Centonze, Carollo e Filpo. A centrocampo Cincotta, Costa e Mustacciolo. In attacco Dalì, Mormino e Garofalo. Anche in questo caso da capire la posizione di Dalì, che potrebbe fare più che altro il trequartista, dunque convertendo il modulo in un 4-3-1-2. La squadra di Ferdinando Zappavigna, quella del Cus Palermo, quella del Bagheria, e appunto di Angelo Tomasello. Quasi tutto pronto per iniziare agli ordini di Matteo Piazza di Agrigento, assistito da Lorenzo Poma e Fabio Milana, entrambi della sezione di Trapani. Ultimi check per far partire quest'anticipo dell'ottava giornata di campionato. Bagheria che ha a disposizione in panchina Margarese per la porta, poi Lopresti, De Giorgio, Boatta, Abate, Garcia, Martorana alla prima convocazione in questa stagione, poi Gallina e D'Amico. Risponde il Cus Palermo con Runfolo per la porta, anche lui alla prima convocazione, poi Agnello, Ibrahima Traoré, Ali Traoré, raccoglie Girgenti, Moncada, Andolina e Montaperto. Assistenti e arbitro si consultano perché bisogna un po' stabilire le posizioni delle persone che sono a bordo campo, a fondo campo, dato che sono posizionate lì delle panchine per le persone non inserite in distinta, quindi membri extra della società. È nota la situazione qui a Bagheria con lo stadio a porte chiuse in via di ristrutturazione. E adesso si può partire con c'è il calcio d'inizio di Bagheria Cus Palermo. Si gioca in mezzo al campo con il pallone recuperato alla fine da Rama. Adesso Andrada, Perricone, lancio profondo per Lucera, subito il primo cross della sua partita, allontana Capitan Carollo, bandiera del Cus Palermo che è rimasto anche in promozione dopo la discesa dall'eccellenza. Il Bagheria insiste con Cinà, pallone per Caracappa, lo va a recuperare alla fine Cincotta, è sempre lì a ridosso della linea di fondo campo con due giocatori a terra, tra cui Fiorentino lato Bagheria e Costa lato Cus. Rama è partito forte la Bagheria con Bartoloni che scarica su Lucera. Adesso il pallone è di Costa. Bagheria che, come accennavamo, ha battuto l'FC Alcamo in trasferta per 3-0. 3 gol
nell'arco di mezz'ora, se non la doppietta di Lucera in mezzo, il gol di Costa, e proprio adesso raccoglie il pallone perché l'arbitro ha fermato tutto. Palermo invece che è ritornato a vincere con il 5-2 casalingo contro la Renzolo Piccolo Terrasini. Al centro universitario sportivo di Palermo. Grazie alle reti di Dalì, Mustacciolo, Andolina, Mormino e Ali Traoré. Pallone profondo, Lucera, c'è posizione di fuorigioco, si è alzata la bandierina del guardalinee. Si riprenderà da un calcio di punizione. Prova importante oggi per il Bagheria, dato che contro la capolista Regina Mundi ha perso 3-0 in trasferta. Adesso affronta una squadra che non ha l'obiettivo di vincere il campionato, ma sicuramente quello di tornare in eccellenza il più presto possibile. L'obiettivo dichiarato di inizio stagione è stato quello dei playoff. Forse che ha come primo obiettivo quello della valorizzazione dei giovani, tant'è che ha un vasto settore giovanile. Però con la prima squadra nella storia detiene ben 2 Coppa Italia di promozione. Con la vittoria di questo torneo si accede al campionato superiore, l'eccellenza, ma il Cus Palermo è stato già eliminato per mano proprio del Regina Mundi al primo turno. Bagheria invece che è ancora in corsa, dato che al primo turno ha superato il Bagheria 90-011 nella stracittadina e il Nicosia al secondo turno. Sensi importanti per il Bagheria oggi c'è quella di Giorgio, anche se dovrebbe tornare a partire dalla prossima settimana. Era andato in panchina ad Alcamo, oggi riposo in più per lui. Assenti anche Stassi e Florio per infortunio, ma già da tempo. Assenti anche Zummo e Geraci per squalifica. Oggi sconta la seconda partita fuori su 4 totali dopo l'espulsione contro il 90-011, ma nella gara di campionato. L'ultima giocata in casa qui dalla Bagheria. La Tocus invece non c'è Visconti e da più tempo non c'è Francesco Gallo, uno dei giovani con un po' di esperienza in più su cui il Cus ha fatto affidamento all'inizio di questa stagione tra i nuovi arrivati. È assente da diverse settimane. Trivela di Lucera in mezzo, la presa da parte di Mortillaro. A proposito di nuovi arrivi, lui è tornato al Cus in estate, dato che vestiva questa maglia anche qualche anno fa. Carollo alza questo pallone, Cinalo appoggia per Rama e il Bagheria riparte dalla sua difesa composta da Costa e Perricone per quanto riguarda i due centrali. Scontro con Gio e Centonze. Rimane giù il centrale del Cus.
Carollo in mezzo al campo per Dalì. E lui a stare davanti la linea dei centrocampisti. Costa fa il mediano. Questo per quanto riguarda lo schieramento dell'Ecus, con Mormino almeno in fase di non possesso, unico riferimento lì in avanti. L'avanzata di Bartoloni, c'è la pressione di Filippo che lo costringe al calcio d'angolo. Prova a ripartire in contropiede il Cus, il Bagheria. Per adesso fa la partita. Ed è calcio d'angolo con la battuta in mezzo da parte di Lucera. Il cross in mezzo, secondo palo, il palo colpito proprio da Perricone, che si è inserito. Ha provato a fare il gol dell'1-0. Dunque prima occasione importante del match con il palo colpito da Aldo Perricone. I soliti inserimenti da parte della classe 86. Molto sfortunato perché Di Legni ne ha presi e come. Dall'inizio della stagione a poco fa. Carollo, Perricone, stavolta la gestisce con il petto e torna dietro da Cagnina. Non al meglio ad Alcamo, tant'è che ha parato e ha debuttato Pietro Margarese, il secondo portiere classe 2007. Oggi l'ex Pontedera torna tra i pali della squadra di Tomasello. Intanto riparte il Cus, cercato in profondità Emanuele Dalì. Punto gli avversari con il destro, propone dentro, ma si è un po' in ritardo con Costa che è arrivato più tardi. Scontro, Centonze, Gio. Soltanto rimessa laterale per il Bagheria. Perricone si inserisce Caracappa, ma viene trovato Lucera sul suo stesso lato. Ancora Lucera, passaggio per Caracappa, riceve adesso, si accentra. Una volta che ha sterzato con il sinistro, ha trovato le gambe degli avversari. L'azione si spegne in fallo laterale. Pallone salvato, l'ho ripreso però il Bagheria che insiste con Cina. Fino in fondo, prova il tacco, prova a guadagnare l'angolo, ci riesce. Opportunità dalla bandierina per il Bagheria. Con Raimondo Lucera. Battuta bassa sul primo palo, allontanata subito dalla difesa del Cus Palermo, lì piazzata. Rimessa laterale, vicino alla bandierina, Lucera, stop a seguire. Pressato molto da Centonzi, finisce giù Lucera. Si reclama il fallo, non c'è nulla. Da lì Bagheria con due tocchi, subito va al traversone, riprende tutto Dario Carollo che porta palla, gira ma fuori con Filippo che non è andato a correre. Filippo gioca a destra, Ficotta invece a sinistra.
Gio, Fiorentino scontra al limite, poi il tiro di Andrada un po' sporcato, la prende comunque Mortillaro, azione che è andata a continuare. Bloccata dal portiere classe 2000 del CUS. Cagnina verso il centro del campo da Fiorentino. Andrada per Ricone. Pallone però ripreso dal CUS. Si mette in mezzo Costa. Passaggio in profondità Cagnina prima dell'arrivo degli avversari. Carollo appoggia. A centrocampo per Mustacciolo. Tra i più in forma in campo oggi, dall'altro lato Raimondo Lucera. La prende Gio adesso per Fiorentino. Pallone profondo verso Lucera che la vede arrivare sopra la sua testa. Va a fare gol, ma tutto fermo per posizione di fuorigioco. Altra situazione che si ripropone con la bandierina dell'assistente arbitrale che si alza. Subito pressato Centonze. Carollo, Costa, fallo di Gio. Punizione per il CUS Palermo. Qualche indicazione da parte di Lucera per Fiorentino, che leggermente più arretrato rispetto a Lucera e Gio, che fanno le 2 punte. Nel frattempo poco fa abbiamo rischiato, ma va tutto bene. Con il Bagheria in possesso, con il pallone lungo la fascia per Bartoloni, si lamenta un tocco, calcio d'angolo. Dunque un più per il Bagheria sulla 3/4 con il 4-3-1-2, con Fiorentino dietro le 2 punte. Parte Lucera dalla bandierina, Mortillaro con i pugni. Non la prende benissimo Costa. La allontanano però i suoi compagni, la riprende Centonze contro la presenza di Rama. Fallo laterale per il Bagheria. Presente in maniera costante nella metà campo avversaria. Gio si accentra, cross col mancino, secondo palo, non ci arriva per Ricone. Ha provato anche l'inserimento Aldo Perricone. Mortillaro, retropassaggio, rischia un mondo con Gio. E poi Fiorentino blocca Centonze, che stava effettuando il lancio lungo per uno tra Mustacciolo e Mormino. La rimessa laterale per il CUS Palermo con Centonze. Acquisto di punta del calciomercato Cussino. Costa, colpo di testa di Caracappa. Adesso Costa, non è fuori. La Costa del CUS. Alessandro, mentre il centrale del Bagheria è Christian.
Lucera, altro recupero, fallo sì su di lui, lo commette proprio Alessandro Costa. E stavolta la punizione è molto interessante per il Bagheria. C'è Lucera a battere. Parte Lucera, sfiora il palo, vicinissimo al gol. Una punizione che è andata a scendere piano piano con Mortillaro fermo. 6 gol in campionato per l'ex Palermo, a -1 da Ignacio Pierce del Montelepre. In cima alla classifica marcatori di questo girone A di promozione siciliana. Da lì largo scambio con Cincotta. Ancora Cincotta, cade. Tutto regolare con Caracappa per Costa. Fiorentino gira subito. Il pallone lo riprende Carollo. Filippo. Carollo. Scarico su da lì che voleva Alessandro Costa. Il pallone è ripreso da Caracappa. Bartoloni. Solito giro in difesa per i nerazzurri. Gio. Il velo da parte di Caracappa che poi si inserisce. Calcia fuori. E a bordo campo Zappavigna già manda a scaldare 3 giocatori. Ancora Gio. Resiste alla carica. Di Centonze si accentra. Carollo lo ferma. Non è calcio d'angolo. Rimessa laterale con Cincotta che ha evitato il peggio. Però Centonze ha ricevuto un colpo nel contrasto precedente. E allora gioco fermo per capire le condizioni del classe 2000. Si può andare alla battuta della rimessa laterale con Cina per rigore anticipato dallo stesso Centonze, che stavolta si fa meno male di prima. Anche qui il Cus si salva. Cincotta ha provato a mettere giù Mustasciolo. Fiorentino
Servito che resiste ai contrasti avversari, pallone verso Lucera. Va a riprendere il Cus, Centonzi, stavolta ha la meglio lui. Sul contrasto, Alessandro Costa. Lancio lungo verso Mormino. Costa, serie di palleggi, adesso deve evitare il calcio d'angolo. Si riesce spazzando via, ma c'è il recupero di Garofalo. Pallone che si spegne sul fondo. Tutto regolare. Qui su Gio, adesso Lucera. Aveva subito fallo fiorentino. Sono 4 i giocatori a scaldarsi del Cus Palermo. Ci sono i 2 Traoré, Ibrahima e Ali. E chissà se potrebbe entrare uno di questi 4 giocatori, perché c'è un giocatore del Cus a terra in campo. Viene chiamato l'aiuto dalla panchina. Forse il cambio potrebbe non avvenire tramite questi 4 giocatori. Era a terra Carollo, il capitano. Questo perché si è alzato un quinto giocatore dalla panchina di Zappavigna. Adesso capiamo un attimo, perché sarebbe una perdita importante. Infatti sì, non ce la fa Carollo. Nota dolente per il Cus Palermo, che perde il proprio capitano, la propria bandiera. Allora cambio forzato per Ferdinando Zappavigna, con l'ingresso in campo di Raccuia. Carollo deve lasciare la fascia. Adesso ce l'ha da lì, dunque cambio nel Cus Palermo, con l'uscita per infortunio di Carollo. Al suo posto è entrato Moncada, non Raccuia. Si pensava un po' Raccuia, perché l'ingresso di Moncada cambia un po' le carte in tavola, perché è un cambio allo stesso tempo offensivo questo qui, oltre a sostituire il giocatore infortunato. Mormino finisce giù, tutto ok. Gio contrasto con Centonzi. Allora il Cus riprende, primo pallone per Moncada, anche lui giù, quasi Alessandro Costa, la riprende Gio, lancio lungo verso Lucera e in fuorigioco. Altra alzata di bandierina. Centonzi ha appena parlato con Moncada. Quel pallone serve per andare a far gol. Costa. Perricone. Lancio profondo. Insegue Filippo assieme a Lucera, che chiede qualcosa in più. Fondocampo indisponibili e dirigenza della Bagheria increduli. Nulla, secondo Piazza di Agrigento. E solamente lancio lungo per Mortillaro.
praticamente con la schiena Cincotta. Adesso la rimessa laterale per il Cus Palermo. Alessandro Costa aspetta i compagni, adesso qui lo gira da lì, il pallone verso il centro, voluto da Mustacciolo, guadagnato l'angolo per gli ospiti. Ma proprio Mustacciolo a guardare dentro l'area, a chiamare lo schema. Parte con il destro, colpo di testa cercato da Garofalo, pallone che va fuori lentamente, non trovando la porta. Alessandro Costa di testa, Rama, il tocco di Lucera, adesso Fiorentino largo verso Gio, poi in anticipo, lancio profondo, Lucera, posizione irregolare. Si disperano i giocatori del Bagheria. Lucera verso Gio, quasi ad agganciarla con il tacco. Lancio lungo di Garofalo verso Mormino, Perricone, Bartoloni, e lì Cincotta si prende la rimessa. Mustacciolo avanza, si ferma, poi scarica il tacco di Dalì, la va a riprendere Lucera. Andrada quasi fermato, Caracappa verso Andrada, non si capiscono i due, rimpallo su Cincotta, si ritorna da Rama che mette un po' di calma, poi Bartoloni lungo, la schiaccia, Gio a terra, considerando il rimbalzo del pallone, aggancio che c'è per Mustacciolo, giocatore del Bagheria. A terra si continua, tiro da fuori, centrale per l'ex giovanili del Parma. È rimasto a terra Rama. Qualche indicazione per Lucera da parte di Tomasello a bordo campo. E lo stesso allenatore del Bagheria manda a scaldare due giocatori. Sembrano essere Garcia e Abate. Per Rama nel frattempo è arrivato lo spray. Anche Zappavigna parla con i suoi, perché questa è una fase in cui bisogna stare attenti con la squadra avversaria costantemente in avanti. C'è stato il palo di Perricone, tanti lanci lunghi fermati però dalle segnalazioni di fuorigioco. Si rialza Daniele Rama, deve uscire momentaneamente, non sembra essere qualcosa di tragico per l'ex Parmonval. È gioco che riprenderà. Ci sono stati, parte sempre un fuorigioco Lucera. Sicuramente io sono in linea su no. Cagnina, rilancio lungo per il portiere della Bagheria, colpo di testa solido di Centonze, risponde Rama,
la prende Moncada, la alza, colpo di testa, un altro da parte di Mormino, mette giù Mustacciolo, ferma il pallone e lo scarica dietro. Vinci, da lì il nuovo capitano del Cus Palermo dopo l'uscita di Carolo per infortunio. Pallone proposto in mezzo, sponda di Mormino, il pallone rimbalza, lo insegue Alessandro Costa, c'è anche Cincotta, alla fine Bartoloni con più calma il Bagheria. Parricone scambia con Bartoloni, si aspetta il lancio lungo, qui Cagnina ha rischiato con questa traiettoria che ha dato al pallone Mustacciolo con l'esterno per Mauro Cincotta. Ancora Mustacciolo incontrando però Andrada, è rimessa per il Bagheria che con il Cus è imbattuto nei due precedenti dell'anno scorso, una vittoria proprio qui al Comunale grazie ai gol di Fiorentino e Gabriele Murana, di Lavardera il gol del Cus e poi il pareggio al Centro Universitario Sportivo per 1-1 con le reti di Stassi e il pareggio al 96esimo di Ruvolo, Cus che ha avuto anche in quell'occasione la superiorità numerica perché Stassi fu espulso al 30esimo. Calcio d'angolo oggi, adesso per il Bagheria. Lucera, battuta più alta, secondo palo per Ricone sulla schiena di Centonzi, altro angolo. Arma in più della squadra di Tomasello su calci piazzati e palle inattive. Aldo Perricone. Ancora Raimondo Lucera. Parte il suo pallone, Perricone con la zampata all'indietro, si continua a giocare, nessun fallo. Lucera sul lato corto dell'area contro Cincotta, cross basso col mancino, pallone che cerca di essere allontanato, poi il tiro di Costa, voleva un tocco di mano, non c'è per l'arbitro, c'è piuttosto un fallo in attacco su Centonze che ormai è stato chiamato in causa diverse volte nell'arco di questi primi 35. Da lì decide di andare sul mancino, il cross in mezzo, allontana di testa Rama, poi Alessandro Costa allarga non con i tempi giusti dall'altro lato a trovare Mustacciolo. Cincotta, lancio lungo per Ricone prima di Mormino, poi mette giù Caracappa, Rama perde l'equilibrio Alessandro Costa nel rincorrere l'avversario, ancora il Cus cerca di scavalcare Bartoloni, Mustacciolo. Tanto agonismo in mezzo al campo, Rama, il tacco di Cincotta, salva il pallone, lo riprende Rama, c'è comunque fallo da parte del Bagheria, il fischio dell'arbitro. Con Rama che perde qualche secondo nel riconsegnare il pallone. Le proteste da parte del direttore sportivo del Bagheria, Francesco Tantillo, dalla panchina, in relazione a ciò che è successo qualche secondo fa con una serie di contrasti. Poi l'arbitro ha fischiato questo fallo con la punizione a favore del Cus Palermo. Altra situazione in cui c'è un giocatore del Bagheria a terra, si tratta stavolta di Andrada. Altro centrocampista. Altro spray da sfruttare. Lui che è tornato settimana scorsa dopo una lunga squalifica. Sempre utilizzato dal primo minuto da parte di Tomasello, esce fuori
anche in questo caso non dovrebbe essere nulla di grave. E c'è questa punizione per il Cus Palermo con Vincenzo Mustacciolo. Pallone a mezza altezza, allontana di testa Rama. Mormino. Sulla fascia il recupero di Bartoloni senza fallo, pulitissimo. Il terzino della Bagheria. Cincotta adesso. In mezzo a due. Ad evitare lancio lungo verso la zona di Garofalo che aggancia in posizione irregolare. Leggermente più presente il Cus Palermo, anche grazie a queste interruzioni. Ci potrebbero essere a questo punto 2 minuti di recupero più tardi. Fatto sta che si rimane sullo 0-0 ancora tra Bagheria e Cus Palermo. Passaggio all'indietro, da terra invece Gio. Non basta. Cincotta va a rincorrere Lucera commettendo fallo. Punizione battuta. Questo che è passato a 3 in difesa dopo l'ingresso di Moncada. Inevitabilmente doveva cambiare qualcosa a livello tattico. Da lì contro Rama c'è fallo, secondo l'arbitro. Punizione. E Rama protesta. Se le dicono un po' Rama e Dalì. E adesso per il Cus la possibilità. E dall'altro lato rispetto a prima, battitore però non cambia, c'è sempre Vincenzo Mustacciolo. Barriera 2 per Cagnina con Gio e Lucera. I due riferimenti offensivi pronti a scattare in caso di ripartenza. Parte Mustacciolo, pallone alto, secondo palo, troppo lungo per Filippo. Gio contro Centonze, pallone finisce fuori. La rimessa è di Caracappa verso Gio. C'è il passaggio per Fiorentino, l'anticipo di Cincotta che spazza il più lontano possibile, la riprende Rama, la colpisce, Gio la manca di testa e finisce fuori. Cina reclama il tocco avversario per il calcio d'angolo, non c'è, secondo l'arbitro. Moncada. Da lì si libera bene del proprio avversario, poi Moncada scarica dietro a Vinci. Ancora Vinci, posizione difficile per far arrivare il pallone, ce la fa però Mustacciolo. Cincotta si inserisce Alessandro Costa. Cincotta va a lungo, trova Bartoloni di testa Rama, Andrada mette giù adesso. Caracappa, più spazio per lui, cerchio di centrocampo, lancio lungo per Lucera, prova a metterla giù, c'è però l'aggancio irregolare, non è d'accordo Lucera. Il rimbalzo ha un po' messo in difficoltà l'esterno del Bagheria. La punizione per Mortillaro.
di testa da lì e Bartoloni. Sbagliato il retropassaggio da parte di Vinci, poi commette fallo il giocatore del Cus Palermo su Gio. Cartellino giallo adesso per Mirko Vinci, primo ammonito del match. È posizione buona da cui battere un calcio di punizione per il Bagheri. E adesso Lucera ci vorrà riprovare, dato che il gol l'ho sfiorato un po' da quelle parti. Quattro in barriera per il Cus, anzi no, sono 3, con Mustacciolo che si era allontanato. Ok, adesso 4 perché Mustacciolo era impegnato a dare indicazioni a Mormino per l'eventuale ripartenza. Lucera sopra la traversa. Stavolta ha voluto optare per una soluzione differente perché cercava proprio l'altezza, metterla là sopra. Invece prima ha cercato più il palo, almeno questo ha suggerito la traiettoria del pallone. Perricone, passaggio di Gio che riesce, Caracappa in profondità, Mortillaro prima di Lucera. Cincotta, Mustacciolo lancia a cambiare tutto verso Moncada, tocco di prima in controtempo, Garofalo riprende Caracappa, adesso Cina per Rama dietro da Perricone. Andrada gioca deciso il Bagheria. Lucera, gli viene chiesto di puntare Cincotta, va fino in fondo, finta il cross, adesso va con il destro in mezzo, esce Mortillaro, scontro in area e fallo in attacco. È stato Gio ad attaccare la profondità. Ha però commesso fallo sul portiere del Cus. Siamo dentro il tempo di recupero. Saranno 4 minuti. Recupero ampio dunque, dato il cambio del Cus Palermo. Un paio di giocatori a terra che poi si sono rialzati lato Bagheria. Segnalazioni di fuorigioco. C'è stato anche questo in campo nel corso dei primi 45. Caracappa non si capisce con Gio. A Caracappa gli viene chiesto di passarla prima la prossima volta. Lato questo invece si parlano Centonze e Mustacciolo, con Centonze che dopo l'uscita di Carollo dovrà fare il doppio del lavoro. Cicotta rinvia male. C'è anche questa sventagliata di Vinci. Alessandro Costa appoggia un po' leggero. Rama nel rinviare si scontra con Moncada. I due si chiariscono. Andiamo. Rama e Centonze. Una volta uno, una volta l'altro. Riprende Lucera. Se la allunga un po' di troppo con Mustacciolo
si va a prendere la punizione con esperienza. Alla battuta però c'è Lucera, si continua. Moncada, da lì contro Cina, non è andato fino in fondo. Emanuele da lì, nell'allungarsi il pallone, ha voluto aggirare l'avversario. Cina è stato attento, Caracappa la fa passare. Poi viene messa fuori. Con il pallone che ha raggiunto quella che sarà la nuova gradinata, o meglio la nuova tribuna dello stadio comunale di Bagheria. Qui Garofalo esagera con i nervi, buttando il pallone fuori con veemenza. Garofalo viene graziato dall'arbitro. Mormino va dietro, se la allunga un po' troppo qui Filippo, e allora Gio, traversone basso, Filippo rimedia, calcio d'angolo. Sta finendo il tempo di recupero per questo primo tempo. Ufficialmente finiti 4 aggiunti dall'arbitro al cronometro. Angolo Bagheria. Parte Lucera. Battuto un po' male, tutto sulle maglie arancio fluo. Finisce adesso il primo tempo con lo 0-0 tra Bagheria e Cus Palermo. Una partita che ha visto il Bagheria più pericoloso, con il palo colpito da Aldo Perricone e diverse chance, soprattutto con Lucera su calcio di punizione. Il Cus ci ha voluto provare con Garofalo, Cus che dovrà fare ancora meno di Capitan Carollo, uscito per infortunio. Vedremo come andrà la ripresa. Noi ci prendiamo una pausa, un quarto d'ora, e torniamo sempre qui live dal Comunale. Distanza di 8 punti titola testa coda, ma le vittorie di settimana scorsa titolano salute per entrambe. Amici sportizzili, buon pomeriggio dallo stadio Licauli di Piana agli Albanesi. Settima giornata del campionato di eccellenza siciliana Girone A. Un buon pomeriggio da Federico Aldarella sotto la pioggia dello stadio Licauli. Scendono in campo San Giorgio Piana e Casteldaccia. Pallone alzato in direzione di Moccero, poi contenuto bene Sferruzza, Bisconti contatto e l'arbitro indica subito il dischetto. 4 minuti 37 secondi, prima svolta della gara. Sferruzza contro Lamin. Rincorsa di Giovanni Sferruzza! Aveva intuito Lamin Sissé, ma non basta. Il Casteldaccia va in vantaggio dopo 6 minuti col suo numero 10, Giovanni Sferruzza, ed esultanza in panchina perché questo ovviamente è un gol pesantissimo. Una partita in meno, adesso sta giocando la sesta, ma comunque una partita in meno rispetto alle altre. Cross in mezzo! Interessante di Miliziano a cercare la testa di Scalisi, che si è inserito perfettamente arrivando da dietro. Ovviamente Chinnici che batterà la punizione, rimangono dietro cintura e buona Maison. Sinistro di Chinnici sul primo palo, Scalisi prolunga e prende l'incrocio dei pali, è andato di nuca. Spizzata di Moccolo per Sferruzza che prende posizione, si gira ancora Sferruzza fa 2-0 su un'altra mezza dormita della difesa del San Giorgio Piana. Doppietta di Giovanni Sferruzza che prima è esultato con la panchina, adesso non si contiene più. Lancio di Sissé dalle parti di Maltese, male abbatte, poi espone Miliziano, Maltese entra in area, Maltese Marra con un miracolo, poi Miliziano ha colpito Maltese, poi ancora la palla vagante in aria, buona Maison forse con un braccio, sì,
Occhio al movimento di Maltese che è scappato alle spalle di D'Amico. Ci arriva Maltese, pallonetto di Maltese! Ha salvato Raya sulla linea. C'è anche Visconti. Va Visconti! Che ha calciato molto bene. Facci posizione. Se ne incarica sempre Chinnici, occhio al contatto in area, Visconti! Ma cosa ha preso Marra? Fuschi, sombrero, ottimo, e poi pallone spedito in avanti. La cerca della corsa di Sferruzza, che è un po' di campo, la porta antitesta, arriva in aria, rientra Sferruzza che ha perso attimo e si è appoggiato su Mocciaro che calcia col destro. La Minzi se in calcio d'angolo. Pallone basso per il controllo di Mocciaro che si se. Grande intervento di Lamin Sissé. Poi la palla lì, Sinagra, specie avanti, interessante. Liga, in area, Liga, Marra è intervenuto. Palla ancora lì, intervento regolare di Marra, Ballisteri si è girato, poi Scalisi da fuori. Sul fondo di poco, occasione San Giorgio. Doppia. Barriera enorme del Casteldaccia. Vediamo chi va. Parte Chinnici! Ma dove l'ha messa? Nel 7! Perfetta la punizione di Giorgio Chinnici, secondo gol consecutivo, una pennellata, 1-2. Lo affida a Liga, chiamano il fuorigioco, non c'è, cross di Liga verso Balisteri di Marra, con un pugno, palla lì, Sinagra! 2-2, 2-2, l'hanno rimessi Alaimo, l'hanno rimessi in piedi, gli uomini di Filippo Chinnici, con tutto il cuore, 2-2, su una palla vagante in aria. 2-2 fra San Giorgio e Casteldacci. Il San Giorgio l'ha ripresa, adesso in parità e la vuole addirittura vincerla. Spinto ai tifosi, palla sul secondo palo, a cercare Iantus sul fondo di niente, ha messo una palla d'oro Giorgio Chinnici. Iantus, Pucci tappa il buco, non basta perché si aspettò l'intervento di Fuschi, però ancora Pucci a fare la spadaccina, spina avanti su Sferruzza che manda a invertire il pallone stanchissimo, posizione quella di Graziano! Potente sull'esterno della rete. Marra aspetta ancora tanto e dice che basta così. È 2-2 fra San Giorgio Piana e Casteldaccia e gli applausi ai Licauli sono la cosa più bella perché un Casteldaccia romantico nel primo tempo con la doppietta di Sferruzza che aveva portato in vantaggio i suoi dopo 4 minuti su calcio di rigore, poi aveva raddoppiato su un errore della difesa del San Giorgio. Il Casteldaccia sta per compiere un'impresa 2-0, ma il San Giorgio in difficoltà ma con tanta sfortuna anche nel primo tempo è riuscito a ritrovare la via giusta, il calcio che vuole Chinnici.
Occhio qua. È iniziato il secondo tempo di Bagheria Cus Palermo, ottava giornata del girone A di promozione siciliana 0-0 dopo i primi 45 più 4 di recupero. Bagheria che ha colpito un palo con Perricone, poi c'è stato il cambio forzato lato Cus con l'uscita di Capitan Carollo per infortunio e l'ingresso in campo di Moncada con cambio di modulo a 3 in difesa. C'è stato un secondo cambio proprio poco fa nell'intervallo per il Cus Palermo con l'uscita di Alessandro Costa, che ha sofferto un po', al suo posto Ibrahima Traoré, che dunque così torna in campo dopo 2 partite in cui è stato assente. Bagheria che ha fatto la partita, questo che ha cercato con i calci di punizione di risolvere un po', non sono arrivate però vere e proprie minacce dalle parti di Cagnina. Cus Palermo che gira il pallone in questo inizio di ripresa nella speranza di costruire qualcosa, affidandosi a questo cross, doppio rimpallo con Bartoloni che ha spazzato su Andrada, lanciandogli praticamente una pallonata e a regalare l'angolo per il Cus Palermo. Tra poco faremo anche le recap delle due formazioni. Prima seguiamo ciò che succederà dalla bandierina con la battuta di Mustacciolo. Il pallone in mezzo, oltre la traversa. Ha cercato il gol olimpico. Vincenzo Mustacciolo. E allora Bagheria con il 4-3-1-2. Cagnina in porta, Cina, Costa, Perricone, Bartoloni in difesa. A centrocampo Rama, Andrada e Caracappa. Fiorentino dietro Gio e Lucera. Altro pallone recuperato dal Cus Palermo con Ibrahima Traoré che pressa Andrada. Adesso si va da Bartoloni. Lucera, il pallone passa con Cincotta che era lì a pressare. Adesso riceve il pallone dalla difesa, vuole far correre Ibra Traoré. Eventualmente c'era anche Mormino in attacco, ma niente da fare. Cus che ci riprovano una seconda volta, ancora Mormino vuole il fallo, non lo ottiene, tutto regolare. Rama gioca anche con la suola, pressione di Cincotta, adesso pallone per Andrada, lo va a recuperare Ibrahima Traoré e adesso Bartoloni, che ha iniziato la partita con Mortillaro in porta, Filippo, Centonzi, Carollo e Cincotta in difesa. A centrocampo Alessandro Costa e Mustacciolo Mezziali, da lì mediano Mormino punta centrale, Garofalo a destra, Vinci dall'altro lato. Anche se Vinci è rimasto più che altro sulla linea dei difensori. Centonze, Garofalo, Fiorentina ha provato la scivolata, poi finisce giù Garofalo dopo il tentativo di contrasto di Rama. Il Cus continua però. Moncada mette in mezzo, c'è soltanto Andrada. Pallone adesso di
Caracappa in ritardo fiorentino, la riprende Garofalo. Ibrahima Traoré trova ancora Caracappa. Cala meglio su due avversari. Bartoloni, lancio lungo verso Lucera. Prima di lui c'è Filippo che scarica su Mortillaro. Lucera, il rimpallo non lo favorisce. Stava quasi per segnare un gol casuale. Andrada dal limite, messo giù da Ibrahima Traoré. Calcio di punizione. Ha rischiato moltissimo Mortillaro tra i pali del Cus, adesso viene confortato. Ma non è finita qui perché il Bagheria Sento profumo. può provarci Sento profumo. su calcio Le prime due le ha messe un pelo dall'intorno. di punizione, Questa è la mattonella giusta sua. proprio con Raimondo Lucera a sfiorare 2 volte nel primo tempo il gol, più o meno da quella zona, 5 in barriera per Mortillaro. L'arbitro Vecchio della porta gol. dalle ultime indicazioni. Al centro della barriera c'è Ibrahima Traoré che è altissimo. Parte Lucera a giro, sfiora il palo, decisivo il tocco di Mortillaro. Grande parata dal portiere del Cus Palermo che ci è arrivato. Stavolta ha cercato l'angolino basso Raimondo Lucera perché prima ha cercato il palo più lontano, poi ha cercato il gol sotto la traversa, adesso terza soluzione differente, ancora Lucera, sterza, Mancino, ancora Mortillaro. Stavolta di potenza, poi il tiro un po' così di Andrada, storto, finisce dall'altro lato. Altre occasioni per il Bagheria, ancora con Raimondo Lucera, soprattutto le 2 parate fondamentali di Alessandro Mortillaro che tengono il risultato sullo 0-0. 2 parate diverse con l'allungamento verso il palo più lontano a deviare in angolo, poi la botta di Lucera, la respinta di potenza a negare tutto. Non a caso il Cus Palermo è una delle migliori difese di questo campionato, assieme proprio al Bagheria e al Bagheria 90-011. Altro fallo, altro calcio di punizione. Il Bagheria vuole a questo punto sbloccarla così. Tant'è che nella stracittadina di campionato con il 90-011 l'ha vinta grazie a un calcio di rigore trasformato da Lucera. Adesso c'è un nuovo calcio di punizione, stavolta Lucera in mezzo. Infatti la battuta è affidata a Caracappa. Pallone in mezzo, Perricone! Di testa, il solito inserimento di Aldo Perricone e il Bagheria va in vantaggio 1-0. Ha colpito il palo nel primo tempo. Adesso si riscatta con questo colpo di testa a bucare la porta di Mortillaro, che fino a poco fa ha fatto 2 interventi fondamentali. Il gol di Perricone, il suo terzo in stagione, il secondo in campionato. Il Bagheria la sblocca al minuto 54 con la testa del classe 86. Si conferma arma in più Aldo Perricone in situazioni di questo tipo. Ed è 1-0.
L'ultimo gol di Perricone nella trasferta di Castelvetrano contro la Margheritese in quel 6-0 di quel 15 settembre. Quell'altro gol in Coppa per un totale di 3. Se la chiama Cagnina. Il pallone bloccato dal portiere del Bagheria. A questo punto il CUS è chiamato a rispondere perché vorrebbe almeno non perdere oggi, dato che la squadra di Zappavigna è imbattuta in questo campionato. Da lì, sterza col mancino, lo mette giù, risolve Costa. Cina la prende con il petto 111. Scambia con Mustacciolo, un po' controtempo, preso Cincotta, allora Lucera allarga per Bartoloni. D'esterno verso Gio. Il pallone messo in mezzo, non c'è nessuno, c'è Centonze prima di Lucera. Pardone, prima di Caracappa. Qui Rama ferma il possesso palla di Mormino, che fa una gran giocata qui, se la allunga di troppo però. Tutto annullato. Gio. Lucera prima di lui Cincotta, adesso Bartoloni. Costa. Cina. Rama. Ancora per Alfonso Cina. Bartoloni. Mormino un po' dietro, infatti si era girato subito l'argentino per cercarlo. È andato libero. Cracappa. Cross in mezzo un po' basso. Allontana Vinci. Poi Moncada finisce giù. C'è il fallo fischiato dall'arbitro. Aldo! Cambio nel CUS Palermo, è uscito da lì. Al suo posto Andolina, cambio offensivo. Anche questo. Fascia di da lì, consegnata prima da Carollo, che adesso è finita a Mustacciolo. Lucera. Mortillaro. Con questo gol di Perricone, Bagheria momentaneamente prima in classifica a 21 punti. Scavalcato momentaneamente il Regina Mundi a 19, che però giocherà domani a Valderice, ore 15:30. Perricone, nessun fallo sul nuovo entrato Andolina. Protesta a bordo campo il CUS Palermo. Qui c'è Lucera davanti Mortillaro. Lo scavalca Mortillaro. Allunga il guantone. È ancora viva però Lucera. Vorrebbe il gol al giro. Il tiro di Lucera. Rimedia così Raimondo Lucera. Il 2-0 del Bagheria. La firma è di Raimondo Lucera. Mortillaro gli aveva detto di no. Poi si è ripreso il pallone. L'ha messa all'angolino. 2-0. La dedica per Giorgio Stassi a fondo campo. Infortunato.
e dunque raggiunge Ignacio Pierce del Montelepre nella classifica marcatori. 7 entrambi e manca ancora mezz'ora alla fine. Che giocatore è? Sì. Mamma mia, ragazzi. Raggiunge anche la doppia cifra in stagione, sono 10. 7 in campionato, 3 in Coppa. Oh, te l'avevo detto, abbiamo fatto bene. Bravo, Rai. Proteste dalla panchina del CUS Palermo. C'è stato un cartellino giallo. Il tiro da centrocampo di Mostacciolo per dare un segnale. Si fa adesso più complicato il pomeriggio per il CUS Palermo. A questo punto al Montelepre viene fame, quarto in classifica, 13 punti, con il CUS a 15, terzo. E con questa potenziale sconfitta i punti rimarrebbero questi. Gio a terra. Volano parole. Anche di un certo tipo da parte di Centonze, che si confronta con Fiorentino. Gio da terra contesta qualcosa. Andrada mette la mano in bocca a Gio per non farlo parlare ancora, se no potrebbe finire peggio. Centonze continua a provocare. Ce l'ha con Gio, che viene un po' frenato dai compagni per non cadere nella provocazione. L'arbitro richiama i due. Centonze da una parte e Gio dall'altra. Secondo l'arbitro la colpa l'ha avuta Gio, tant'è che gli ha detto: queste cose non le voglio vedere, è successo qualcosa. Nessun cartellino, cambio nella bagheria, entra Garcia. Al posto proprio di Gio. Non ne vuole sapere niente Tomasello, che comunque lo abbraccia. Alex Aspra dentro, dunque Matteo Garcia, che nonostante stassi fuori è tornato a fare panchina con Tomasello, che ultimamente sta giocando a due là davanti con Fiorentino trequartista. Il rinvio fuori di Cagnina. Non cambia nulla comunque a livello tattico per il Bagheria, con gli attaccanti che rimangono due. Lucera
è il nuovo entrato Garcia. Garofalo riesce a passarla. Il pallone va in fallo laterale con la battuta affidata a Centonse. Pallone verso Andolina, che non acquisisce l'equilibrio giusto. Pallone sul fondo. Altro cambio pronto per il Cus Palermo. Perricone. Lancio lungo. Pallone messo fuori. Garcia, velo, ma viene rimontato da Filippo. Scambio con Vinci, adesso Cincotta. Ibrahima Traoré. Chandrada, fallo del mediano del Bagheria. Si va con il cambio. Esce Garofalo. Al suo posto entra Girgenti. Cambio in mezzo al campo. Con l'ingresso dell'ex Misilmeri e Leonfortese. Punizione intanto per il Bagheria. C'è Caracappa, barriera 2. Parte Caracappa in mezzo, il pallone gira, esce Mortillaro. Il mancino di Garcia. E pallone in angolo, ancora Mortillaro protagonista. La botta del nuovo entrato del Bagheria. Dalla bandierina va Caracappa. C'è anche Lucera accanto a lui. Va Caracappa. In mezzo, in due, l'allontanano. Lato Cus. Giù Girgenti. Appena entrato. A terra anche Andrada. L'arbitro va a parlare con Cina. Girgenti si rialza. Andrada però rimane giù. Cambio pronto per il Bagheria con l'ingresso di D'Amico. Tomasello ha chiamato Caracappa per uscire. Ma sembra che uscirà Andrada. Non ce la fa dunque l'argentino a continuare. Una defezione da un lato e anche dall'altro. Esce dunque Josué Andrada, al suo posto D'Amico. Andrada accompagnato fuori dai compagni. Adesso entrata in campo di Giovanni D'Amico. Si riprende con la punizione per il Cus Palermo. Chiude Bartoloni. Mette fuori. Cincotta per Girgenti. Chiuso anche lui da Rama.
Cincotta, rimessa lunga, cerca la testa di Ibrahima Traoré. Altro pallone spazzato in maniera convincente da Daniele Rama. Cincotta dunque ci riprova. Troppo in alto per Moncada. La va a riprendere il Cus con Filippo. Mustacciolo. Pressione di Garzia. C'è fallo dell'argentino, punizione battuta velocemente. Girgenti, cross basso in mezzo, allontana Perricone. Il tiro alto di Moncada. È il primo tentativo del Cus del secondo tempo. Fallo su Mustacciolo da parte di Rama, che ci tiene a chiedere scusa. Il Cus non molla. Vuole crederci. Parte Mustacciolo, corto, in fascia. Giocata da quelle parti, poi il tiro di Girgenti, bloccato da Cagnina. Perricone non ha spazzato perfettamente Filippo, pallone mantenuto in campo da Garzia. Caracappa. Si torna indietro da Costa e Perricone, l'autore del gol dell'1-0. Il secondo lo ha realizzato Lucera. Ibrahima Traoré perde occhio sul pallone. Cina. D'Amico al gancio a seguire che non funziona. Poi chiusura su Mormino. È rimessa laterale per il Cus Palermo, che resiste, ma puntualmente prova a costruire qualcosa trovando la difesa di casa. Vinci. Porta palla. Si allarga Centonzi. Il velo di Girgenti è entrato bene in campo. Mustacciolo non fermato, costretto però a ripartire. C'è Fiorentino in pressing. Si cerca Mormino. Si trova il calcio d'angolo. Batte il solito Mustacciolo. Guarda in mezzo, pallone verso il centro, verso la testa di Centonzi. Ancora Mustacciolo, è ancora viva. Stavolta il cross calibrato male. E cambio nel Cus Palermo. Esce Vinci. Abbassiamo troppo, no? Lo so, lo dico io. Al suo posto Montaperto. Oh, Altro elemento offensivo 15 manca.
capito? Sali, sali. Colpisce subito il pallone di testa, Nunzio Montaperto. Altro nuovo arrivo di quest'estate. Latocus, Cincotta, Perricone, la colpisce ma cade. Caracappa, Bartoloni deve uscire dalla propria area difensiva. Il Bagheria. Quindi. Veni, veni. Bartoloni, rimessa lunga, Caracappa di testa la colpisce anche Filippo. Da terra Cincotta, Lucera, c'è il passaggio filtrante per D'Amico, fermato da Filippo, da terra, niente, Garcia calcia lui, pallone fuori, occasione sprecata da Matteo Garcia per chiudere il match in maniera definitiva. Era posizionato benissimo l'argentino classe 2004. Fattore che deve migliorare, quello della precisione sotto porta. Montaperto, scambio, ancora Montaperto col mancino, deviazione e angolo. Rama non la riesce a salvare. Sempre Vincenzo Mustacciolo. Pallone basso, altezza primo palo, molto basso perché lo riprende subito Caracappa. Non gli è piaciuto questo passaggio Lucera. Pallone che rimbalza in faccia a Caracappa, subisce fallo, punizione. Stiamo zitti, Dani. 12 più recupero. 12 più recupero. La punizione per il Bagheria con Aldo Perricone. Non ci arriva di testa Lucera. Cincotta insegue, arriva Garcia. Cincotta prova a fermarlo, pallone ripreso da Ibrahima Traoré. C'è il fallo però, fischiato dopo da parte dell'arbitro. C'è la munizione per Caracappa. Occhio alle proteste di Mortillaro che è uscito dalla propria porta. Infatti l'arbitro lo richiama per farlo rientrare al proprio posto. Prende lui la decisione. Aiutalo da terra in Non c'è niente da aiutare, siamo a 60 metri, quindi. Ma non guardo nemmeno là, perché guardo io il fuorigioco, guardo voi. Quindi non è nulla, se a 1 metro da me ti puoi lamentare con me. È a 50 metri da me, quindi. Chiede spiegazioni Mustacciolo. Mortillaro parla con Rama. Portiere del Cus con la casacca beige addosso per differenziarsi dai colori sulle maglie dei giocatori della Bagheria. 10 minuti mancano, ragazzi, vai. Punizione per il Cus. Raga, andiamo
battuta con la gestione in difesa. Adesso Ibrahima Traoré, trattenuto da Caracappa, si va dietro da Filippo. Adesso Centonze, ultimi 10 da giocare. Andolina scarica su Mormino, che segue ancora il proprio avversario, non ce la fa a fermarlo. Fiorentino va da Lucera, poi l'intervento decisivo nel consegnare tutto a Mortillaro da parte di Filippo. Centonze, l'intervento di Cina, ancora Centonze, stavolta va da Mustacciolo. Cos'è che a quest'ultima fase di partita, per evitare la prima sconfitta in campionato, ma qui regala il pallone a Lucera. Pallone allargato per Caracappa, passaggio per Garcia, davanti la porta. Anche in questo caso c'è il destro deviato. Un tiro sporcato, respinto da Mortillaro. Molto agevolato dalla deviazione del proprio compagno, dato che il portiere era ormai a terra. Mustacciolo dalla distanza, fuori. Questi colpi lui ce li ha. Data la difficoltà di costruzione da parte del Cus Palermo in avanti, ha pensato di calciare da fuori. Un gol del genere potrebbe cambiare l'ultimissima fase di partita, però deve essere messa dentro. Lucera, c'è stato fallo. Dai, con la testa, dai. La testa, dai. Bisogna ribattere il calcio di punizione. Centonze porta palla, va da Montaperto di prima col mancino, esce Cagnina prima dell'arrivo di Andolina. Andiamo su, Cristian! Andiamo su! Vai, 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 vai! Garcia incontra Centonze, anche un duello tra i due. Montaperto scivola, riprende il Bagheria. Lancio lungo di Perricone, Lucera in fuorigioco. Programma dell'ottava di campionato che si spalmerà domani con le gare delle 14:30. C'è Aspra FC Alcamo, Margheritese Bagheria 90-011, Borgetto Giardinello Mazzara, Sport Palermo Fulgatore alle ore 15:30. La gara che attenderà il Bagheria, quella tra Valderice e Regina Mundi. Qui ammonito Ibrahima Traoré per il fallo su Fiorentino. Chiude il programma alle ore 18, sempre domani, la sfida tra Renzolo Piccolo e Montelepre. Vamos, tu tagliali. Altra moneta della partita. Anche Vinci aveva ricevuto un giallo. Lato Cus.
Lucera. Giriamo con calma. Lancio profondo verso D'Amico. La prende, calcia al volo. Il gol di Giovanni D'Amico. All'86esimo il Bagheria chiude la partita. Segna anche in campionato. Giovanni D'Amico fa 3-0. Torna a gioire dopo anni qui al comunale di Bagheria, dato che fino allo scorso anno era all'Aspra, ma questi ultimi 2 anni sono stati molto difficili per lui, a fronte di un infortunio lungo. Aveva segnato il gol decisivo a Gangi contro il Nicosia in Coppa per la vittoria per 2-1 al secondo turno di ritorno. Adesso trova il suo primo gol in campionato, cambio nel Bagheria con l'uscita di Fiorentino e l'ingresso in campo di Abate. Garcia verso Lucera, pallone basso in mezzo, Mortillaro, incertezza assieme a Centonzi e calcio d'angolo. Va Caracappa con il destro per Riccone di testa, Mortillaro e poi un altro tentativo, stavolta di Costa, oltre la traversa. Quante risorse ha questo Bagheria? In evidenza ancora Mortillaro. Con un altro intervento di rilievo, di riflessi, ma alla fine ciò che si guarda come prima cosa è il risultato. Lucera calcia anche lui. Questa ultima fase di 90 minuti. Girgenti finisce a terra. C'è il calcio di punizione per il Cus Palermo, che ormai dovrà guardare alla prossima partita, quella in casa contro il Valderice, da vincere per ripartire. Bagheria invece che avrà la trasferta di Mazzara del Vallo contro il Mazzara in una sfida storica per il calcio siciliano. Lucera si ferma per l'ennesima volta contro 2 avversari, mette in mezzo Cincotta, anticipa Caracappa, che praticamente era a mezzo passo dalla porta. Lucera ne aveva 2 davanti. Cincotta è stato decisivo. Cos'è che salva ormai il salvabile.
anche perché i gol subiti prima di questo pomeriggio erano 5, soltanto 3 nell'arco di questi 90 minuti che scadono adesso. Saranno 4 i minuti di recupero anche per questa frazione di gioco. C'è il cambio per il Bagheria, il quarto per Tomasello. Esce Caracappa, al suo posto il debutto per Emanuele Gallina. Che inizio stagione è stato infortunato. È stato disponibile da 4 partite a questa parte senza mai entrare. Oggi il minuto lo colleziona, anche perché siamo nel tempo di recupero. È andata difficile la precedente in prestito in Serie D all'Anzio senza giocare. Lucera contro Cincotta, calcia non con il mancino, ha provato con il destro. Il mancino l'aveva più libero, si ferma per l'ennesima volta. Ancora Lucera contro Cincotta, un duello infinito. Bartoloni avanza, fallo sì di Cincotta, punizione. Entrambi a terra. Intervento dalla panchina per Cincotta e Bartoloni in questa partita che ormai non ha più da dire. Alcun argomento in più. Cus Palermo che non perdeva da 8 partite. Ultima sconfitta, il 2-0 in casa della Regina Mundi alla prima partita stagionale di quest'annata, pardon, con la gara valida per il primo turno d'andata della Coppa di categoria. Cincotta viene portato fuori a bordo campo. Bartoloni sta meglio rispetto all'avversario. Si va prima con la battuta di questo calcio di punizione con Rama sul punto di battuta, 4 in barriera per Mortillaro. Zoppica un po' Mauro Cincotta, parte Rama, calcia a giro, il pallone entra per il 4-0 direttamente sul calcio di punizione di Daniele Rama. L'aveva toccata Mortillaro, quasi a compiere un altro intervento significativo della propria partita personale, ma non ha potuto nulla sul pallone di Daniele Rama, che fa 4-0. Risultato ormai pesante per il Cus. Secondo
stagionale per Rama, il primo in campionato, triplice fischio ufficiale, il 4-0 del Bagheria sul CUS Palermo. Era strano pensare questo risultato all'intervallo, poi sono arrivati i gol di Perricone, Lucera, D'Amico e Rama per il sorpasso in cima alla classifica sulla Regina Mundi. Bagheria primo per una notte a 21 punti, Regina Mundi a 19, domani impegnato a Valderice per rispondere alle ore 15:30, prima sconfitta stagionale invece per il CUS Palermo, che torna a perdere dopo il KO proprio contro il Regina Mundi, ma in quel caso si parlava di Coppa Italia di promozione. Si chiarisce Centonzi con la dirigenza del Bagheria per i discorsi di prima. Bagheria che mette a segno la propria settima vittoria su 8 giornate in questo campionato di promozione. Cus invece che deve fare i conti con questa prima sconfitta in campionato, la seconda stagionale. Era da 8 partite che non perdeva il Cus. Festeggia il Bagheria e vuole vincere. E questo è l'obiettivo del proprio campionato. Lo ha fatto oggi con questo 4-0 ai danni del CUS Palermo. Sono dunque 21 punti in classifica. Prossima settimana la trasferta di Mazzara del Vallo. Come dicevamo, il CUS vorrà riscattarsi contro il Valderice. È tutto dal comunale. Grazie dell'attenzione. Ciao da Salvo Geraci.